Mi sembra ben organizzato? Per il momento penso di sì. Non cambia tantissimo rispetto a prima, però dai, almeno è aperto. Un gruppo di una trentina di addetti ai lavori hanno iniziato alle 6:30 del mattino a recintare i mercati all'aperto operativi oggi a Padova, dopo lo stop di sabato, ritenuto necessario dall'amministrazione comunale per adeguarsi alle nuove regole dell'ordinanza della Regione Veneto. Spazi recintati, un solo ingresso all'area e una sola uscita, guanti e mascherine obbligatori per tutti, clienti e commercianti. Le persone che stanno arrivando sono contente perché vedono che c'è un'organizzazione puntuale, vengono consegnate mascherine e guanti a chi ne è sprovvisto e poi c'è un totale controllo per evitare che ci siano assembramenti. Quindi sono sicuri i commercianti nel fare il loro lavoro, sono sicuri i clienti nel fare la spesa e approvvigionarsi dei beni necessari. Oggi a Padova erano aperti i mercati di Piazza delle Erbe, di Piazza dei Frutti e di Prato della Valle, oltre ai negozi sotto il Salone, che pure erano rimasti aperti anche sabato. Una macchina organizzativa che ha coinvolto vari uffici, tra i primi a fare la spesa anche il sindaco Sergio Giordani, che ha incontrato gli ambulanti, i quali, se sabato hanno acquistato merce poi rimasta invenduta, avranno un risarcimento di 300 euro a testa. Noi abbiamo la polizia locale che presidia e monitora che tutto funzioni correttamente, personale dell'APS che dà personale della protezione civile che dà i guanti e le mascherine, personale dell'APS che evita il contingentamento e fa quindi il controllo ai varchi, poi personale anche del MAP che ci aiuta per i mercati rionali, in più tutto il personale del servizio manutenzioni che si occupa la mattina di portare le transenne e i nastri. Questa nuova organizzazione proseguirà fino alla riapertura decisa dal governo, ma probabilmente verrà prorogata anche dopo per garantire sicurezza sanitaria a clienti e commercianti. È vero, abbiamo chiuso un giorno, però a me piace fare le cose fatte bene, non piace farle raffazzonate assolutamente. Abbiamo perso un giorno, ma quel giorno abbiamo guadagnato in salute dei nostri cittadini.